cambia le regole cioè il rapporto fra il patrimonio e gli affidamenti. Cioè, a me è capitato per esempio di incontrare a Padova, per puro caso, il libro esce a novembre, poco prima di Natale ho incrociato l'allora, cioè l'ex direttore generale della Popolare di Vicenza, cioè Vincenzo Consoli. Di Veneto Banca. Sì, scusate, di Veneto Banca. E Consoli, siccome ci conosciamo, perché a me è successo di pubblicare per primo che aveva prestato come Veneto Banca 7.600.000 euro a Denis Verdini. E lui la prima roba che ha fatto quando è uscita questa notizia è stato prendere per il bavero un dipendente della banca e licenziarlo perché lo considerava la fonte di questa notizia, per dire come andavano le cose. Allora il Consoli dice caro Massaro, sì, io ho sfogato il libro però lei non ci prende, e numera le cose che sappiamo, cioè le cose che non funzionano, che sono anomale, ovvero sia il comportamento diverso di Banca d'Italia e della stessa magistratura nei confronti delle due banche venete, il fatto che gli ispettori di Banca d'Italia avevano rilevato maggiori ammanchi, maggiori situazioni di difficoltà in Veneto Banca, mentre non era vero. È arrivata la BCE e ha capovolto il giudizio, al punto che il presidente della Popolare di Vicenza, Gianni Zonini, ha dovuto convocare di sabato sera il consiglio di amministrazione per provvedere a un aumento di capitale, altrimenti il lunedì sarebbe successo il datatrack. Evidentemente gli avevano spifferato che gli ispettori della BCE avevano raggiunto questa conclusione. Ma tutto questo insomma per dire, caro Mazzaro, lei non ha capito, voi giornalisti vi siete stati preda delle cose più elementari, tipo l'aereo, erano bazzecole. Non so se sapete che Veneto Banca aveva comprato un aereo, non bastavano, mi pare che fossero 250 auto blu, anzi ne hanno comprati 2 aerei, perché uno poi era troppo vecchio, così hanno cambiato e ne hanno comprato un altro. Cose superflue, cose diciamo appariscenti, voi dovevate cogliere il senso. Ci hanno derubato delle banche a noi veneti, mettendosi anche lui diciamo dandosi la cittadinanza veneta, anche se lui è nato in provincia di Matera. Comunque io provo a dirgli, ma voi non avete prestato anche qualche soldi a gente senza merito creditizio? Queste banche sono fallite anche perché i soldi non sono rientrati. Sì, però il punto è la convinzione che il Veneto è stato depredato. Ora, ripeto, ci sono dei dati oggettivi di comportamento che non sono spiegati, che non sono spiegabili nemmeno, considerato il fatto che adesso la Popolare di Bari, che ha 67.000 soci, mentre qui ce n'erano 207.000, che ha un buco che non è neanche, non so, la 10ª parte di quello del buco che c'era qua, viene salvata dallo Stato perché viene considerata banca di sistema, mentre le banche venete non erano considerate banche di sistema. Cioè, uno dice perché? Io non so se ci sia stato o no un complotto, però è poco ma sicuro. Se ci fosse stato un complotto, mi domando, voi banchieri avreste continuato a fare banca nel modo in cui le indagini della magistratura hanno dimostrato che facevate, cioè prestando i soldi a chi non aveva merito creditizio, a chi non li ha restituiti, dribblando i controlli, le ispezioni, le famose porte girevoli sono state ribattezzate. Qui c'è diciamo il campione delle porte girevoli che era Gianni Zonini. C'è un elenco di una dozzina di persone che erano
ispettori di Banca d'Italia, ma anche magistrati, come è stato citato, il capo della procura di Vicenza, Fogliadelli, che è quello che gestisce tutta quella vicenda annosa che comincia nel 2001 e finisce nel 2009 dentro un binario morto, cioè non è successo niente, non bisognava fare assolutamente nemmeno cominciare il processo, poi te lo trovi che è il siede di una società di Veneto Banca, la Manuela Ghizzolin, sì. Fogliadelli. Scusa, Sì, della Popolare di Vicenza. No, Ghizzolin proprio. Scusa. La stessa cosa succede per l'allora presidente della Corte d'Appello di Venezia, che è sempre al centro di questa vicenda e che poi diventa componente mi pare, di una società che è nel gruppo di Veneto, della Popolare di Vicenza. La cosa più bella però che voglio segnalare è Gianni Zonin, che ascoltato dalla Commissione parlamentare di inchiesta, la quale gli chiedono: scusi, non le sembrava inopportuno, non le sembra inopportuno che ci fossero queste assunzioni da parte della banca? E lui dice: caro onorevole, alla persona che mi fa la domanda, caro onorevole, io mi aspettavo che lei mi facesse i complimenti, perché io ho agito da imprenditore, sono andato a comprarmi, a prendere le professionalità dove c'erano, e avevo bisogno di gente che sapesse il suo mestiere in questo settore, e ho preso Tizio e ho preso Caio, che sembra quasi il presidente di una società di calcio che va a comprarsi il campione, non so, in Milan, che compra Ibrahimovic, così non perde più 5-0. Ma qui si parla dell'arbitro e delle segnaline, non del giocatore. E Zonin si accorge della differenza, proprio non coglie affatto il punto. E questa era l'idea che aveva questa persona dei controlli. Come ha detto prima, se controllate un attimo i telefonini siamo tutti più felici, grazie. Pino mi ha detto che cavalcando con il suo destriero, mi ha detto: io ho costruito questo libro, magari avessi avuto un destriero. Questo libro nasce, vedete, è stato faticoso, sicuro, e adesso non per darvi una medaglia, ma non c'era una cosa di questo genere nel Veneto, di sicuro, e forse neanche in Italia non l'ho trovato comunque. Questo libro nasce dalla necessità di riportare a unità questa mole enorme che c'è di notizie, di approfondimenti, anche meritori, peraltro tutti tardivi, perché si comincia a scrivere di queste delle banche dopo che è successo il patatrac, non prima. Forse se fosse indagato anche prima, almeno a livello dei giornali cosiddetti specializzati, uno si chiede anche perché si scrivono, perché si fanno dei giornali economici, anzi per chi forse sarebbe meglio domandarsi. Tutto quello che è stato scritto è disperso in 1000 fonti, e se tu ti puoi fare un'idea ti gira la testa, quindi c'era la necessità di riportare a unità almeno gli elementi più importanti, o almeno quelli che io considero tali, per potersi fare appunto un'idea critica di quello che è successo. Il libro è stato chiuso, come dicevo prima, a metà ottobre ed è stato pubblicato a novembre. E arriva dunque anche con sulle questioni di cui si dibatte più adesso, che sono il fondo di ristoro, si chiamava prima, e adesso si chiama fondo FIR, fondo di indennizzo, perché se io ti ristoro vuol dire che sono buono e tu non hai diritto, invece se io ti indennizzo vuol dire che tu hai diritto di essere indennizzato. Allora tu pensi, se mi indennizzi mi darai il 100%? No.
prima con il foro ti davano, con il ristoro ti davano il 100%, adesso ti danno il 30% ed è anche un grosso problema perché non è ancora cominciato poi tra l'altro. E tu non capisci dove va a finire questa logica. E dei processi che ne abbiamo parlato poco fa con l'avvocato Bertelle, è peggio andare di notte con i processi, perché ce n'è solo uno aperto che è quello di Vicenza. A Treviso, dove pure l'indagine è cominciata prima, a Roma, poi trasferita a Treviso, non siamo ancora in aula, siamo ancora nella fase. E poi qui le imputazioni sono aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza, ma in questo modo non è che trovi i soldi li troveresti se fai un processo per bancarotta, ma il processo per bancarotta non lo puoi fare se non hai dichiarato lo stato di insolvenza. Intanto a Treviso vogliono inseguire le truffe, ma a Vicenza le truffe non sono nel processo e peraltro le truffe si prescrivono prima, cioè insomma uno non perde la testa e si arriva alla conclusione che io avevo detto all'inizio, che non vorrei che fosse quella definitiva, ovvero sia che oltre alla frustrazione per la propensione al risparmio, siamo anche frustrati nel bisogno elementare di giustizia.